Oggi la canzone napoletana ed il cantare in napoletano è portato avanti da tanti interpreti per l'Italia e per il mondo. Ma chi erano gli interpreti del secolo scorso? Scopriamolo insieme. Salve a tutti! Con questa rubrica cercheremo di scoprire e riscoprire alcuni degli interpreti della canzone napoletana del Novecento. Un'operazione difficile visti i tempi, ma ci proviamo. Parleremo dei cantanti delle gloriose audizioni di Piedigrotta e dei festival di Napoli. Dei cantanti conosciuti grazie alle copielle e ai 78 giri, fino ai programmi radiofonici e televisivi nazionali. Per intenderci, l'internet dell'epoca. Parleremo dei cantanti nati tra il 1900 e il 1965. Perché queste date precise? Perché prima del 1900 non esistono registrazioni audio e dopo il 1965 la canzone napoletana ha perso un pochino la sua continuità, forse grazie ad una globalizzazione commerciale e discografica. Questa puntata è dedicata ad un artista che dalla musica è riuscita nel 2014 a recitare con Sophia Loren, Virginia da Brescia. Virginia da Brescia, all'anagrafe Virginia a Brescia, nasce a Taranto il 23 aprile del 1936. Suo padre Egidio era un tranquillo ragioniere di banca, finché un giorno assistette ad uno spettacolo nella sua città e rimane colpito dalla bellezza e dalla bravura di Licia, in arte Licia I, figlia del Pulcinella Gennaro Briganti. La sposa e cambia vita, diventando cantante e attore con il nome Abré. Hanno 3 figli, Virginia, Mimmo ed Aprilia. La piccola Virginia debutta a 6 anni al Teatro Orfeo di Napoli, con Coro Ingrato, e a 11 canta a Radio Bari con l'orchestra Paolillo. La famiglia decide di trasferirsi a Napoli e Virginia e Mimmo formano il duo Fratelli a Brescia, iniziando ad esibirsi al Teatro Apollo. Nel 1953 prende parte con Totò alla rivista Come si fanno e canzone e partecipa alle Piedigrotte La Canzonetta, la Piedigrotta Rendine e la Piedigrotta Cioffi. Nel 1954 firma un contratto con la casa discografica Vis Radio, con cui incide molti 78 giri, EP, 33 giri e 45 giri. Si legherà alle etichette Arcobaleno, Zeus, Phonotype e Presence. Nel corso degli anni prende parte con molto successo a vari concorsi canori, come Barca d'Oro, il Festival di Piedigrotta, il Festival Città di Ercolano, la Piedigrottissima, la Settimana Motonautica e il Pulcinella d'Oro. Nel 1963 debutta in Rai partecipando alle trasmissioni Zoom e La Fiera dei Sogni. Al Festival di Napoli partecipa nel 1965, non entrando in finale con la canzone So fatta così. Negli anni 70 tralascia le canzoni e si dedica al teatro e nel 1974 entra nella compagnia di sceneggiata di Mario Da Vinci, portando in scena con grande successo i lavori scritti da Alberto Sciotti. Nel 1987 abbandona la sceneggiata e si lega alle compagnie teatrali di Isa Danieli, Giacomo Rizzo, Mario Scarpetta, Lina Sastri e Benedetto Casillo. Nel 2015 debutta nel cinema con il film Si accettano miracoli di Alessandro Siani e l'anno dopo gira L'abbiamo fatta grossa di Carlo Verdone. Virginia da Brescia si spegne a Napoli il 17 dicembre del 2017. Ci sarebbe tanto da aggiungere, ma il tempo a disposizione è finito. Fortuna che c'è internet! Vi invito a cercare le canzoni su YouTube. Per chi ne ha fortuna, vi invito a cercare nelle enciclopedie che parlano della canzone napoletana e dei suoi interpreti. Per conoscere ulteriori particolari su quest'artista, vi invito a leggere il libro Le dive del fonografo del 2021. Inoltre, vi invito a visitare il profilo ufficiale di Facebook di Virginia da Brescia e anche il profilo di Anna Maria da Brescia, la figlia che continua l'arte della madre. Per chi volesse vedere questa puntata ed altre, può farlo visitando i social. E con questo ci salutiamo dando spazio alla voce.
E ricordate, la memoria ci salverà dall'omologazione. Penso. Grazie per la visione e alla prossima. Statevi buoni! Voglio avere o Giappone o Canada, ma ne voglio da Francia all'Inghilterra, però un passaporto chi mi dà? Non è una cosa facile, sto viaggio assai difficile e senza mezzo come si può fare? Io mi voglio portare una valigia canzone, caravana così tutte frontiere, non c'è bisogno di dicere che va che in giro a fa, perché quando mi fermano mi metto a sospirare. Santa Lucia lontana sola mia, subito mi dicono, va bene, siete in regola, potete circolare. E non mi porta manca Teresina, che è meglio piatta, sape preparare. Perciò si canto mare, margiolina, o cuoca sape che la gatta fa. Nampa patelle cozze, nu vermici e la pongola, pure a Berlino si può combinare. Io mi voglio portare una valigia canzone e imbriaco cameriere con trattore. Dopo mangiate e vippate, si occulta vanno fa. Io con una voce angelica mi metto a sospirare. Dici non c'è la sta compagna vostra, che subito rispondono, voi ci portate Napoli, sto conto non si fa. Siena